Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di mercoledì 9 novembre 2022. Lamoni, incendio all'albergo Ponte Serra, pesanti danni all'edificio, danni al momento non quantificabili ma sicuramente ingenti, con il tetto, il secondo e l'ultimo piano completamente distrutti dalle fiamme. Danneggiato anche il piano terra, una sessantina i vigili del fuoco impegnati per tutta la giornata di ieri nelle operazioni di spegnimento, 4 le persone che si trovavano nella struttura al momento dell'incendio, fortunatamente nessuna è rimasta ferita. Da chiarire le cause che hanno innescato il rogo. Iniziata intanto una raccolta fondi per sostenere i titolari dell'albergo e aiutarli nella ripartenza. Ad avviarla l'ATL, l'Associazione Turistica Lamon. Abbiamo deciso, spiega la vicepresidente Silvana Tullardo, di aprire un conto corrente dedicato per raccogliere donazioni. Overdose da cocaina e donna in rianimazione, a processo per detenzione e spaccio 2 uomini accusati di aver ceduto le sostanze stupefacenti che hanno provocato l'intossicazione. L'episodio è avvenuto durante una festa in un appartamento dell'Alpago. A finire all'ospedale la padrona di casa. Belluno, il comune perde 300.000 euro di finanziamento regionale per il Nevegale e accusa la provincia. Ha negato qualsiasi apporto finanziario le affermazioni dell'assessore comunale Franco Roccon, motivo per il quale, secondo lo stesso Roccon, la regione non avrebbe erogato le risorse richieste per la manutenzione della seggiovia. La vicenda riguarda un bando per gli impianti sul colle e per l'amministrazione del capoluogo. La concessione del finanziamento regionale era legata a un apporto economico che sarebbe stato promesso dall'ente provincia per 200.000 euro. Da Palazzo Piloni però arriva la smentita: non ho alcun accordo scritto con nessuno, sottolinea il presidente Roberto Padrine. Mi ero sì impegnato a reperire risorse per il Nevegal, ma quei soldi la provincia ora non li ha. Smentita peraltro avvalorata dal fatto che l'accordo di programma per l'ottenimento dei 300.000 euro con scadenza il 28 ottobre è a 2 soggetti, Regione Veneto e Comune di Belluno. Sempre a Belluno, nuovo centro coordinamento soccorsi di valenza provinciale sorgerà nel cortile della caserma dei Vigili del Fuoco in via Col d'Arena, dove è stato demolito un vecchio stabile adibito a deposito dell'ex caserma Toigo. Qui verrà costruita la struttura che ospiterà la sala operativa e la strumentazione necessaria a gestire le emergenze. Nelle prossime settimane la provincia stazione appaltante segnerà i lavori che dovrebbero partire in primavera con l'obiettivo di chiudere entro l'autunno 2023. Passiamo al calcio, sport, gare di Coppa Veneto questa sera. In prima categoria il Borgo Valbelluna affronterà in trasferta il Barbisano nella gara valida per i 16esimi di finale del torneo. In palio l'accesso agli ottavi. In seconda è in programma il derby tra Ponte nelle Alpi e Sospirolese. Anche in questo caso la sfida decreterà la qualificazione agli ottavi. Sempre per quanto riguarda il calcio, il portiere della Dolomiti Bellunesi Julius Virvilas è stato convocato nella nazionale Under 21 della Lituania. Con la selezione prenderà parte alla Baltic Cup, la Coppa Baltica con Estonia e Lettonia. Saluta la squadra invece Josemi Estevez, l'esterno classe 2003, tornerà in Spagna. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e del sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.